che non siano razzisti, perché quando succede che arriva a 5.000 metri cubi al secondo, ragazzi miei, dobbiamo essere solidali con tutta la comunità del Piave. Parole come pietre, quelle di Dio ti salvi Perin a nome dell'Associazione Imprenditori Piave 2000, perché lui non ci sta ad aspettare più le opere che reputa essenziali per la sicurezza non solo delle popolazioni rivierasche, ma per gran parte della Marca e dell'intero San Donatese. Secondo lei c'è troppo ambientalismo su questo Piave? Beh, sicuramente sì, perché per esempio a Crocetta cosa c'è? Non c'è niente, perché c'è la Rosalina del Piave, questi ambientalisti fanno ridere. E rincara la dose, mostrando al sindaco Marianella Tormena i muri costruiti a Nervesa dalla Serenissima, ben prima di quelli progettati dalla regione per l'invaso di Ciano. Giudizi sferzanti da chi sin dagli anni '80 si batte perché l'intero alveo del fiume sia libero dalle alberature, al punto, verso la metà degli anni '90, da rischiare la denuncia per aver iniziato a tagliare gli alberi appena sopra la centrale di Nervesa. La forestale è arrivata qui mitra e i cani quella volta qui, era un giorno di festa per tirare via delle piante secche. Il punto fisso rimane l'alluvione del 66, con le immagini della devastazione nei nostri territori. È solo il bianco e nero a fare la differenza rispetto alle immagini di questi giorni dalla Romagna, segno che, sottolinea Perin, con i cambiamenti climatici quello che è passato potrebbe tornare. 40 anni sono passati, ma la convinzione soprattutto di chi ha l'attività vicino al Piave rimane. Oltre alla pulizia del fiume, per gestire le piene vanno fatti i bacini di laminazione e i collegamenti con le cave vicine, come ad esempio Bidasio. Dobbiamo pensare che l'acqua quando viene giù basta contenere l'acqua per alcuni giorni, dopodiché qui il serbatoio di eliminazione si apre e ritorna tutto come prima.